Dario Tagliabue, allenatore dell'US Torri, 2 set buoni, ottimi anzi nella finale contro il Sandonà, poi però non c'è stato più niente da fare. Dario, che partita è stata? È stata una partita come l'avevamo prevista, sulla battuta di ricezione, onestamente nei 2 set siamo arrivati sempre sul 20 pari, quindi eravamo là, loro forse avevano qualcosa in più sull'attacco e qualche errore di troppo in alcune fasi decisive e i 2 set sono volati. Non ti dico un'esperienza perché le nostre ragazze hanno fatto una buona esperienza, hanno fatto la seconda divisione e parecchi tornei, forse un po' di emozione che a questi livelli pesa. E dopo il terzo set hanno mollato, hanno saltato tutte, vabbè, ci sta, diciamo che non ce l'aspettavamo di arrivare qua, una volta che eravamo qua abbiamo giocato per vincere e per lottare fino alla fine. Il pubblico è stato meraviglioso perché anche sul punteggio del terzo set ha continuato a incitare le ragazze, è un progetto che va avanti, la cosa che mi interessa è che anche se non abbiamo dei grandi fisici, tecnicamente riusciamo a giocare anche contro scuole di prima classe, quindi questa è la cosa che dobbiamo partire. Questa è comunque una grande soddisfazione, essere arrivati fin qua oggi. Sì, una grande soddisfazione essere arrivati fino a qui con un gruppo, diciamo, che viene capito dal nostro vivaio e abbiamo dall'Under 12 e tutto un lavoro tecnico e va bene, siamo molto contenti. E allora complimenti comunque a Dario Tagliabue e l'US Torri.